Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi irritualmente mezz'oretta prima, ma insomma siamo sempre noi e abbiamo con noi il saggista, portavoce del comitato Si Riforma e direttore di politicoquotidiano.it, Alessandro Sallusti. Sei con noi, direttore? Buongiorno. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Dunque, tu sei appena uscito in libreria con il libro Il sistema colpisce ancora, con Luca Palamara, come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici, che è diciamo la continuazione del famoso Il sistema, anzi a essere precisi è il terzo capitolo di una trilogia. Allora vorrei iniziare con una, diciamo, domanda ingenua, cioè vorrei chiederti come diavolo è stato possibile scrivere questo libro, ma non materialmente come l'avete scritto, nel senso che in un paese, diciamo, mediamente civile, avanzato, di diritto, una volta uscito Il sistema, prima puntata, no, che scoperchiò oggettivamente delle storture del sistema giustizia che andavano al di là, no, dell'alfabeto, no, di uno stato di diritto autentico, e in teoria doveva succedere qualcosa, no? Cioè una reazione, un cambiamento doveva pur avverarsi. E invece se avete scritto Il sistema colpisce ancora, insomma qualcosa non è successo. Allora la domanda è: come diavolo è possibile che il sistema colpisca ancora? Beh, è possibile perché siamo in Italia, è possibile perché quel sistema è molto più profondo e radicato ed esteso di quanto evidentemente lo aveva definito e raccontato Palamara, ma io ho avuto subito chiaro che non sarebbe successo nulla, perché lo racconto in questo nuovo libro, pochi giorni dopo l'uscita del sistema, mi telefonò un importante procuratore della Repubblica, tuttora uno dei più importanti procuratori della Repubblica, e mi invitò a cena. Io andai con qualche così titubanza, perché e infatti seduti a tavola lui mi disse: guarda direttore, ho letto 2 volte il suo libro e ho ravvisato 32 ipotesi di reato. E io gli dissi: dottore, la prego, abbia pietà, io sono già pieno di querele, denunce, eccetera, eccetera, almeno lei si astenga. Lui dice: no, ma cosa ha capito? Io ho ravvisato 32 ipotesi di reato a carico dei miei colleghi, cioè nei fatti che voi raccontate ci sono 32 ipotesi di reato, ma stia tranquillo che non succederà nulla, primo perché cane non mangia cane, secondo perché la posta in gioco è troppo alta per essere messa in discussione da lei e da Palamara. E così andò. Ci hanno fatto credere che una volta espulso Palamara dalla magistratura e spostati più che rimossi un paio di suoi presunti, diciamo così, complici, anche se non nel senso giudiziario, no? Tutto era tornato magicamente a posto e quindi non c'era bisogno di nessuna riforma. Era tutto meraviglioso e perfetto. Ecco, questo secondo libro racconta e documenta come in realtà non è cambiato assolutamente nulla. Il sistema è vivo e vegeto e opera ancora esattamente come operava ai tempi di Palamara. Cioè, una sorta di gattopardismo giudiziario, diciamo. In questo nuovo libro, per descrivere quello che è il sistema delle correnti, Palamara usa un'immagine secondo me molto efficace, no? Lo definisce un ecosistema all'interno del quale poi la regola di comportamento, no? Voi la sintetizzate in: io salvo il tuo, tu salvi il mio. Ci puoi spiegare un po' questo ecosistema anomalo, via essere generosi? L'ecosistema è che il CSM è l'organo di autogoverno della magistratura, è composto da magistrati e poi da una minoranza laica, si chiamano componenti laici, che sono eletti dal Parlamento in seduta comune con una maggioranza dei 2/3.
Ecco, il CSM è in mano alla componente togata. Come è eletta la componente togata? E i magistrati votano chi deve andare a far parte del governo, come se i parlamentari votassero i ministri. E come vengono scelti questi componenti? Vengono scelti in base a un manuale Cencelli della magistratura che rispetta la forza delle varie correnti. La magistratura è organizzata in correnti che sono correnti politiche, cioè la corrente di destra, la corrente di sinistra, la corrente di centro. La prevalente ovviamente è la corrente di sinistra. Una volta che si è insediato il CSM funziona anche da organo disciplinare, cioè se un magistrato sbaglia, viene ancora prima che processato eventualmente, cosa rarissima, dalla stessa magistratura, viene giudicato dal collegio dei probiviri, diciamo così. E come Palamara racconta bene, lui ha fatto parte di questo collegio, si siede a un tavolo e dice vabbè, allora dobbiamo punire Sallusti perché il magistrato Sallusti perché ha fatto un certo cosa. Di che corrente è? È della corrente di destra, benissimo, però dobbiamo punire anche Mario Bianchi che è della corrente di sinistra. Facciamo una cosa, io di destra salvo il tuo e tu salvi il mio. Morale, non si punisce mai nessuno. E quando le statistiche, Travaglio in televisione dice non è vero, guardate le statistiche, vengono puniti. Sì, ma Travaglio non dice cosa significa essere puniti. Allora per dei reati anche molto gravi, inchieste che si perdono nel nulla per i ritardi del magistrato, persone che vengono incarcerate senza motivo, comportamenti gravi dei magistrati anche nella loro vita privata. Cosa succede? Se quegli stessi reati li fa un pubblico, uno che lavora nell'amministrazione pubblica ma anche nella privata, viene radiato, viene condannato a pagare le spese, insomma sappiamo cosa succede. Lì dentro cosa succede? Vieni ammonito, oppure ti vengono per reati gravissimi, ti vengono tolti, che ne so, 2 mesi di pensione, no? Cioè vai in pensione 2 mesi dopo. Cioè vengono date delle pene bagatellari giusto per far sì che la statistica dica che in realtà si interviene, e poi vai a vedere come si interviene e nessuno viene mai punito. Ti dirò di più, nel libro si racconta come a Milano c'è un magistrato molto importante, si chiama Fabio De Pasquale, sì, della Procura di Milano, che è stato condannato 2 volte penalmente, in primo grado e in secondo grado, per avere truccato un processo molto importante, il processo Alleni, la prima azienda di Stato, poi finivano tutti assolti ovviamente, un danno d'immagine per il paese pazzesco, un danno economico per l'Eni pazzesco. Benissimo, questo signore ha truccato l'inchiesta, condannato, quindi vuol dire l'ha truccato. Sapete che è ancora al suo posto, nel suo ufficio, a fare esattamente quello che faceva prima, perché il CSM non l'ha ancora sanzionato, nel senso buttato fuori a calcio in culo. Ecco, perché uno che trucca un processo è come un medico, immaginiamo un medico che taglia la gamba sana invece di quella malata e poi continua a fare il medico tranquillamente come se niente fosse. Tra l'altro apposta, ecco, perché lui avendolo toccato c'era l'intenzione, quindi non per sbaglio. Esattamente. Beh sì, questo è abbastanza incredibile. Volevo chiederti anche in questo nuovo libro, poi ovviamente veniamo anche al tema strettamente referendario, ma ricordi l'immagine che usa Palamara della Trinità, che sarebbe la cellula del sistema giudiziario, no? Che tu scrivi è una trina, un pubblico ministero, un ufficiale di polizia giudiziaria, colui che conduce materialmente le indagini, e un giornalista amico di entrambi. Ci spieghi un po' questa cellula base, il funzionamento di questa cellula base del sistema? Beh, il ruolo dell'informazione nel sistema è fondamentale. Senza l'informazione il sistema non potrebbe esistere. Cosa succede? Che per creare l'effetto che si vuole, che il magistrato vuole creare, ha bisogno di un eco mediatico, perché finché
la cosa rimane nel chiuso delle stanze come dovrebbe essere per la verità, non succede nulla. Ecco allora che il magistrato passa le carte dell'inchiesta, che è una sulle carte del magistrato, del PM, quando il PM vuole chiede di arrestare qualcuno o di indagare su qualcuno, di processare qualcuno, no? Ha tutte le carte, le intercettazioni, eccetera, eccetera. Ma la sua è una tesi, non è una sentenza. Dice, secondo me Sallusti è un farabutto. Benissimo. Passa le carte al giornalista che pubblica con ampio risalto quelle carte da cui si evince, montate nel modo in cui l'ha montata il PM, che Sallusti è un farabutto. Ecco allora che tu hai già raggiunto il tuo obiettivo, cioè hai screditato Sallusti, l'hai messo in difficoltà nella sua vita professionale, personale, eccetera, eccetera, economica anche, e tutto quanto. Poi come andrà il processo? Non gliene frega più niente a nessuno, nel senso che molto probabilmente, almeno statisticamente nel 50% dei casi, Sallusti verrà assolto per non aver commesso il fatto, ma questo accadrà anni dopo, quando ormai l'obiettivo di eliminare Sallusti dal ruolo che sia un politico, che sia un amministratore, insomma, no, l'obiettivo è raggiunto. Questo è possibile se la stampa asseconda la tesi del PM, che è una tesi, non è una verità. No? E quindi la stampa ha giocato un ruolo fondamentale nello sputanamento generale del paese, e Palamara dice i PM sanno benissimo che hanno bisogno di un giornalista amico per poter raggiungere velocemente il loro scopo, a prescindere dalla verità processuale che, ripeto, verrà accertata anni e anni dopo. Sì, è un meccanismo veramente inquietante, perché alla fine c'è una fattuale inversione della presunzione di non colpevolezza, via. Questa è l'immagine agghiacciante che ne esce, ecco. Volevo chiederti questo, rispetto alle storture che abbiamo, diciamo, riassunto fin qui e che i nostri ascoltatori possono approfondire appunto nel libro Il sistema colpisce ancora, in libreria per Rizzoli, quanto è decisiva la battaglia del referendum? Cosa può spostare effettivamente il referendum nel caso vinca il sì rispetto al quadro che ci hai delineato? Allora guarda, nel primo libro, cioè In tempi non sospetti, non si parlava ancora di riforma della giustizia, chiesi a Palamara, ma è possibile che voi non avevate paura di nulla? No? E lui mi disse, no, noi avevamo una paura blu di una cosa. Di che cosa? Che si cambiasse la legge e invece che essere nominati, eletti dai magistrati, i componenti del CSM venissero sorteggiati tra i magistrati aventi alcuni requisiti di anzianità, ovviamente non tra tutti i 10.000, perché il sorteggio toglie il potere alle correnti, e siccome poi tutte le storture nascono dai patti tra le correnti, se tu togli di mezzo il fatto che le correnti decidono chi deve andare a governare la magistratura, quel sistema non può stare insieme. Ora, la riforma della giustizia non solo prevede appunto il sorteggio, ma prevede altre cose, che chi è contrario alla giustizia dice, ma sì, sarà anche vero, non vero, però poi non è che il giorno dopo con questa riforma la giustizia fila come un violino. No, è vero, è assolutamente vero. Per una riforma costituzionale è come una manutenzione straordinaria di uno stabile. Cioè, immaginate la giustizia come un palazzo che ha il tetto che entra acqua, le fondamenta che traballano, e tu decidi di fare una manutenzione straordinaria, vai a aggiustare le fondamenta e il tetto. Nessuno vede immediatamente, no? Perché il tetto è in cima, le fondamenta sono sotto, non è che tu percepisci, ma quello stabile viene messo in sicurezza. Viene messo in sicurezza sia per chi lo abita sia per chi è sotto, cioè sia per i giudici che per i cittadini che vengono giudicati. Una volta che il palazzo è messo in sicurezza, allora puoi intervenire a verniciare il ballatoio, a aggiustare la lampadina, ma finché non lo metti in sicurezza, qualsiasi intervento che tu fai per
no? E sono soldi buttati via perché il problema è metterlo in sicurezza. Quindi la riforma mette in sicurezza il sistema giustizia. Poi ci vorranno tempo e leggi apposite per far sì che la giustizia sia più veloce, ma tu puoi assumere anche il triplo dei magistrati. I magistrati dicono: ma perché invece che fare la riforma non assumete più magistrati? Ma se tu metti i magistrati dentro un sistema marcio, puoi metterne all'infinito, ma non cambierà mai, il sistema non cambierà, no? E quindi prima mettiamo in sicurezza il palazzo, poi lo abbelliamo, non so come dire, no? Ecco, questo è il senso della riforma. Sei stato chiarissimo. Tu hai citato giustamente la rottura del sistema delle correnti attraverso il sorteggio, che è una delle direttrici della riforma. Un'altra è indubbiamente la separazione delle carriere, che nota di cronaca in varie forme c'è in quasi tutte le democrazie occidentali. Però ti volevo chiedere come rispondi a un'obiezione del fronte del no, per cui diciamo è pochissima la percentuale di PM che poi passa dall'altra parte, diciamo che È poi va. verissimo, il fronte del no ha ragione, ma non è che il fronte del sì sostiene l'inverso. I magistrati che passano da giudice a PM o viceversa sono lo 0,6, è totalmente ininfluente. Ma allora già la prima controobiezione è: se già adesso è così, qual è il problema di codificarlo, di renderlo, perché se già adesso è così non cambia nulla. Ma il problema non è il magistrato che passa da una parte all'altra, il problema è che le due parti, i giudici e il PM, siedono nello stesso Consiglio dei Ministri e si nominano tra loro. Cioè, quando c'è da nominare un giudice importante, il capo del Tribunale di Milano, il capo del Tribunale di Roma, il capo del Tribunale di... No? Come avviene dentro il CSM, si vota, no? Ci sono dei candidati e si vota. E chi vota? Votano anche i PM per nominare un giudice e viceversa i giudici votano per nominare un PM. Quindi è lì che si crea un patto insano, perché è ovvio che se io aspiro a diventare procuratore della Repubblica di Milano e per farlo chiedo i voti ai giudici, anche a quelli di Milano, e i giudici mi votano, poi io, naturalmente un senso di riconoscenza, di complicità ce l'avrò per tutta la vita e viceversa, ovviamente. Quindi il fatto di spezzare il CSM in due CSM, un CSM per i giudici e un CSM per i pubblici ministeri, divide non le carriere, divide le funzioni. Cioè sono due mondi diversi e nessuno ha debiti con l'altro mondo, debiti o crediti con l'altro mondo. E questo è una svolta di trasparenza, di chiarezza, no? Perché è ovvio che io sono riconoscente a chi mi fa del bene, a chi esaudisce i miei desideri. Ma solo che se io sono giudice e davanti a me ho un PM in aula che è quello che mi ha votato e ha esaudito il mio desiderio di diventare giudice, è ovvio che lo tratterò meglio di come tratto l'avvocato del povero diavolo che è lì davanti a me. Certo. Mi sembra addirittura un'osservazione banale. Sì, è una dinamica umana difficilmente negabile. Volevo solo chiederti in chiusura cosa ne pensi di quel vippume o anche di quelle figure prestigiose, lo storico medievalista Barbero, il Nobel per la fisica Parisi, che si sono ultra schierate per il no, come dire, anche un po' fuori dagli argomenti, però per esempio dicendo che questa riforma assoggetta i giudici alla politica, che è tecnicamente falso. Come mai c'è questa levata di scudi della gente che piace, diciamo? Ma non sarà un caso che parliamo di due persone molto, nel loro campo, molto autorevoli. Barbero è certamente uno storico di primissimo piano e Parisi addirittura un premio Nobel, quindi non è che stiamo parlando nel loro campo educativo. Ma faccio due obiezioni. Essere premio Nobel per la fisica non vuol dire necessariamente capire qualcosa di giustizia, così come essere un divulgatore, uno storico divulgatore non vuol dire intendersi di diritto. La prima opzione. La seconda coincidenza è che parliamo di due persone che non hanno mai nascosto la loro
come dire, simpatia nei confronti del comunismo, proprio del comunismo, neanche della sinistra. Parliamo di almeno una delle due persone è totalmente illiberale, perché il nostro amico premio Nobel per la fisica anni fa fu il primo firmatario di un manifesto che chiedeva di impedire a Papa Ratzinger di parlare all'Università La Sapienza, dove lui perché non gli piaceva Papa Ratzinger, e quindi firmò un manifesto e la vinse, nel senso che il Papa disse no, ma se qui ci sono dei professori che non mi vogliono, io non mi metto in un casino. Quindi Parisi è uno che impedisce a un Papa di parlare. Mi chiedo che, come dire, fuori dal suo campo, che autorevolezza possa avere. Secondo me non ha letto nemmeno la riforma, né lui né Barbero non hanno letto la riforma, perché entrambi dicono una menzogna, che è la più grande menzogna che viene detta dal fronte del no, che questa legge assoggetta i magistrati alla politica. Ora io sfido chiunque, premi Nobel, divulgatori, a dirmi dove è scritto nella riforma che i magistrati sono o saranno sottoposti alla politica. Anzi, viene ribadito la totale autonomia dei magistrati. Sì, e questo era importante chiarirlo, perché appunto uno degli argomenti più taroccati che circolano. Ti ringrazio molto di essere stato con noi in una mattinata anche complessa. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro.